Oggi, ben trovati a tutti, parliamo del Rhodesian Ridgeback. Si discute molto sulla provenienza del Rhodesian, ehm, però dal mio punto di vista, ma non solo dal mio punto di vista, perché altrimenti sarebbe una singolarità, diciamo che la pluralità di informazione sull'argomento comincia a parlarne e a riconoscerne ed indicarne qualcosa in modo orientativo, nome compreso, a partire da un signore, per l'appunto il signor Rhodes. Questa è una parte della storia del Rhodesian Ridgeback di cui non parla mai nessuno, e tra poco andremo a parlare del cane. Cecil Rhodes. Parliamo di epoca colonialista britannica, imperialista, cioè lui era un filantropo, cioè si diceva filantropo, in realtà una delle persone più malvagie, più... non è neanche giusto dire, diciamo che rappresentava appieno l'idea di colonialismo britannico dell'epoca. Uno che vince, cioè non è che vince, uno che si compra un pezzo di Africa vendendo un battello con qualche moschetto, con qualche arma che non funzionava alle tribù locali. Uomo molto molto intelligente, non è che è uno così. Lui aveva in testa, Cecil Rhodes, la Rule Britannia, che era l'ideale della supremazia dell'elite di Oxford nel mondo. Però lo so che sembra una cosa, ma è vero però, cioè, non lo sto inventando, è tutto vero. Parliamo di un genio del male o del bene, di un genio assoluto, cioè Cecil Rhodes, dal quale prende il nome la Rhodesia, Cecil Rhodes, dal quale prende il nome poi la Rhodesia. È legato a tutto questo anche il filo del Rhodesian Ridgeback, un uomo che ha iniziato la sua carriera coloniale, imprenditoriale, inventando e vendendo pompe d'acqua per le miniere, e che in pochi anni fonda una cosa chiamata De Beers. Non so se i diamanti in tutto il mondo, cioè, ancora oggi è la multinazionale di diamanti più importanti del mondo, cioè, è stata creata da lui, dal signor Cecil Rhodes. Dentro c'è tutto, perché faceva parte di una loggia massonica, aveva un acerrimo nemico sempre in quella parte africana di quell'Africa. Voi immaginate di stare alla fine dell'Ottocento, ai primi del Novecento in Africa, dove ci sono delle persone che gestiscono dei territori che sono strani, sono pericolosi, insomma più elementi portano... Ora vi dico una cosa sul suo nemico, un tale... credo che si chiamasse Kruger. Sì, Paul Kruger, tanto perché poi Paul Kruger, che era un suo, lo so, non c'entra niente, però vabbè, cioè queste sono cose che non posso non dire, perché quando si parla del Rhodesian Ridgeback, tutto questo fa brodo, perché serve poi in realtà a capire dove nasce, e tra poco lo dirò, e cosa si sa, però questa è una parte della storia che non viene raccontata. Insomma, Kruger, che era l'antagonista in quella parte di Africa, era un terrapiattista, era un sostenitore della terra piatta, cioè non è che lo dico ridendo, però è vero, cioè la storia poi dopo si ripete. Comunque le fonti storiche sul Rhodesian Ridgeback sono diverse e contrastanti, e qualcuna ti porta addirittura, dal mio punto di vista, sfavillando un po' in Asia, a qualcun'altra in Thailandia per via della cresta. La più accreditata in Sudafrica, dove per più accreditata che si intende il rasoio di Occam, no? Che è una cosa semplicissima. Ve lo leggo: il rasoio di Occam. Tale principio, ritenuto alla base del pensiero scientifico moderno, nella sua forma più immediata suggerisce l'inutilità di formulare più ipotesi di quelle che siano necessarie per spiegare un dato fenomeno quando quelle iniziali sono sufficienti. Quindi noi sappiamo
che il Rhodesian Ridgeback prende il nome dalla Rhodesia, il quale aveva in buona sostanza non lo so, un capo che era questo Cecil Rhodes, e che un'altra cosa che sappiamo che è stata dimenticata nel tempo, o meglio è stata un po' camuffata, proprio questa sua caratteristica crescita inversa del pelo nella linea dorsale centrale, e quanto di più assomiglia alle Iene. Punto. Rhodes, che era un uomo che per ottenere i suoi risultati con qualunque mezzo per controllare il territorio, creò un esercito, creò una polizia, affermò una razza cinofila, nonostante lui fosse odiasse un po' tutto, era un misogino, ma che odiava veramente qualunque cosa, però talmente era la sua volontà di gloria che molti indicano come lui, e in effetti il rasoio di Occam ci vuole poco, cioè non è che uno deve sempre la solita cosa, perché inventare la ruota quando già ce l'abbiamo? Verosimilmente il Rhodesian Ridgeback nasce così come lo conosciamo, anche se poi il suo standard viene redatto 30 anni dopo, quando Cecil Rhodes, che era un pazzo totale, decide di creare una nazione dove estrarre i diamanti, dove fare una capitale che ancora esiste, Harare, e quindi dava un nome a tutto ciò che era, che poteva. Lui aveva in testa questa cosa, diceva: se fosse per me annetterei i pianeti, cioè, era un pazzo totale. Figuriamoci se, no, se non ammetteva i cani, i pianeti, i cani, no? A sostegno di questa teoria c'è uno scrittore che tutti conosciamo, Mark Twain, che durante uno dei suoi viaggi, perché aveva fallito, insomma non lo cagava più nessuno, ad un certo punto fa un giro intorno al mondo per pagare i debiti che aveva. Mark Twain incontra Cecil Rhodes e ne scrive di cotte e di crude, e si narra, o meglio, la prima, la seconda e la terza ristampa, quindi ancora in circolazione, insomma in uno di questi suoi libri dove racconta questo viaggio, che credo si intitoli Following the Equator, una cosa di Equator, una cosa simile, comunque a che fare con l'equatore. Mark Twain, incontrando per l'appunto Cecil Rhodes, lo massacra, lo devasta, cioè dice una delle persone peggiori che abbia mai conosciuto in tutta la mia esistenza, e gli dice, c'è un pezzo in Seguendo l'Equatore, ora non lo so, devo fare sempre questo favore video, questo cavolo di video sui libri, dove gli dice, guardando un Rhodesian Ridgeback dell'epoca, quindi un cane che verosimilmente non era come quelli che oggi vengono prodotti, che vengono allevati, che vengono fate quel che guarda il cane, guarda Cecil Rhodes e dice al signor Rhodes: l'essere umano è l'unico animale che arrossisce guardandolo, lei non si vergogna di quello che è. Insomma, il resto della storia, se volete, andatevela a cercare, perché comunque non fa mai male leggere Twain, è sempre un qualcosa di interessante. L'altra parte del Rhodesian Ridgeback, che più si avvicina a quelle che sono le sue leggende metropolitane, sono cose che ci regala un altro personaggio storico il tenente colonnello Patterson, soldato, cacciatore, scrittore, ingegnere, tutto. La faccio brevissima, siamo alla fine del 1800, alla fine del 1800, e l'impero britannico incarica il tenente colonnello Patterson di costruire
Una ferrovia che poi questa è una cosa che saprete perché è stato fatto un film su questa cosa. Una ferrovia che attraversa un pezzo d'Africa e non era esattamente facile costruire una ferrovia all'epoca. E questa storia è conosciuta come il racconto Zavo? Di Zavo, il racconto di Zavo, la strage di Zavo, qualcosa di simile. Praticamente due leoni, un maschio e una femmina, che sono ancora custoditi all'interno di un museo, nell'arco di pochi giorni fanno all'incirca 150 vittime tra gli operai di colore della ferrovia. L'esercito, le guardie addette ai lavori non riescono in nessun modo a catturare questi due leoni, che poi dopo più tardi si scoprirà che attaccavano l'uomo perché avevano due ascessi e quindi la carne dell'uomo era più tenera. Questo si è scoperto recentemente e non sa come fare per catturare, non chiede aiuto, ma vengono mandate i famosi cani di Rhodes, mandate i famosi cani di Rhodes, mandate i famosi cani di Rhodes. Quindi in questa battuta di caccia enorme contro questi due cani, contro questi due leoni, vengono mandati i primi cani della Rhodesia. Voi rapportatevi sempre agli anni che furono e vengono mandati per l'appunto i cani della Rhodesia, del signor Rhodes, che fecero il proprio lavoro, ma morirono tutti. Cioè chi pensa che il Rhodesian Ridgeback sia un cane che mangia i leoni è un deficiente. È un cane da caccia, è un cane da fiuto, è un cane che fiuta il sangue. Alla fine, tanto per chiudere anche la questione di Zavo, così abbiamo fatto un riferimento storico e il pilota dovevo farlo in qualche modo perché altrimenti nessuno ci mette mai un punto su questa cosa. Alla fine vengono uccisi questi due leoni, ma la leggenda a quel punto dei cani della Rhodesia è fatta, è impacchettata, cioè un prodotto fatto, finito e impacchettato, no? È facile la conseguenzialità degli eventi. Vengono catturati, ognuno si prende il proprio merito, viene anche ristretto il numero dei morti, quindi si passa da 150 persone uccise da questi due leoni a 35. Nessuno di noi scoprirà mai la verità. Fatto sta che è stato fatto un film, guardatevelo perché mi dicono essere bellissimo. Comunque c'è questa cosa. Queste, mamma mia che fatica, sono provatissimo. Mamma mia, sono provatissimo. Comunque leggetela la storia di Cecil Rhodes perché è interessante, cioè dà ottimi spunti. Twain lo sfonna proprio, massacra proprio. Andiamo a Rhodesian Ridgeback per quanto riguarda il lavoro che ha a che fare con me, quindi con la sicurezza internazionale. Non è un cane che viene considerato dalle agenzie come confidenziale. Cosa si intende per confidenziale? Le diverse agenzie di sicurezza nel mondo hanno una lista in mano di cani sulle quali di tanto in tanto provano a lavorare. Allo stato attuale in quelle principali non rientra il Rhodesian. Questo non significa che il Rhodesian non sia un ottimo cane e un cane straordinario. Chiaro? La mia opinione sul Rhodesian, provo a dirvela, è una strana miscela di potenza e ostilità e di blanda indifferenza. Guardandolo tu ti rendi conto che è un cane che potrebbe essere devastante, ma il suo cervello non è una macchina di preoccupazioni. Il Sudafrica in particolare, per il mio lavoro, è un posto dove, e poi magari un giorno spenderò delle righe sui ragazzi delle righe non solo,
proverò a dire la mia. Molti mi chiedono come si fa a fare quello che fai. È un capitolo a parte quello, è un capitolo completamente a parte, perché io ho scelto di fare determinate cose, di fare quello che mi piaceva nella vita. E sono due le cose che mi piacciono nella vita: la radio e i cani. Punto. Comunque, chiuso questo piccolo capitolo che riaprirò in un video, magari più avanti, perché poi sono cose personali, non so quanto vi interessano le mie cose personali. È un cane sicuramente adatto alla compagnia, che molto spesso mi avete sentito dire questo cane mi fa impazzire, questo cane mi piace, questo cane di qua. A me il Rhodesian non fa impazzire, ma capisco chi perde la testa per il Rhodesian, perché è ammantato comunque di questa ombra mitologica del cane cacciatore di leoni. È un cane estremamente prestante e performante nel lavoro. Non è un cane pericoloso in ambito familiare, cioè non ti stai mettendo dentro un cane che ti si gira, non ti stai mettendo dentro un cane che si comporta come l'indicatore del pensiero collettivo vorrebbe, cioè non è una iena, nonostante abbia la cresta dietro che ti tradisce nel momento più opportuno per quelle che sono le sue priorità. Non è un cane oggi usato in Sudafrica per proteggere le grandi proprietà, quindi da Johannesburg a Durban a Città del Capo. Non è il cane che viene indicato, e voi sapete che lì hanno un grandissimo problema di sicurezza internazionale, cioè di sicurezza, dove diverse compagnie lavorano. Il muro più basso di una casa sono 5 metri, un muro di recinzione, c'è un problema di rapimenti, cioè in Sudafrica in questo momento ci sono diversi problemi legati alla sicurezza, e in questo senso il Rhodesian, se si escludono una parte di Afrikaner che ne sono particolarmente, gli Afrikaner sono una cosa a parte, dovete essere andati in Sudafrica per capire chi sono come mentalità, non come né dispregiativo né chissà cosa. L'Afrikaner è una lingua, è un modo di essere. Se si escludono un gruppo di Afrikaner, non è il cane scelto per la difesa della proprietà. Lo si trova spesse volte, ancora oggi, lo si trova spesse volte nelle case fuori, nei villoni fuori, quelli che nel vostro pensiero immaginate, no? Quelle aperte, nelle grandi proprietà, nelle ex quasi piccole colonie, tutti posti che ce ne sono a bizzeffe in Sudafrica. Una cosa che ho riscontrato nei Rhodesian, sia qui in Italia, sia negli Stati Uniti, sia in Sudafrica, in Australia uno solo, Porelli, un grandissimo predatorio, un istinto predatorio. Il predatorio nei video, cioè in un video da qualche parte sotto lo spiego, è quell'istinto a rincorrere le cose e questa voglia di cercare continuamente con il naso, cioè non come l'apo, cioè cercare, basta. A chi è indicato il Rhodesian? Non a chi si aspetta il cane coatto, cioè non a quello che si aspetta il cane, oh, mi bagno, questo è il cane dei leoni. No, fai meno, non è quello. È indicato a chi vuole un cane, tra virgolette, passatemelo, normale, dalle ottime prestazioni, quindi prestazionalmente un cane assolutamente efficace, un cane con il quale puoi fare pressappoco tutto se non hai ambizioni di chissà cosa. Cioè, se vuoi diventare il numero uno nel soccorso in mare, non comprarti un Rhodesian Ridgeback. Se vuoi un cane atletico che sappia fare la guardia, che ti sappia difendere, che sappia, che ti possa accompagnare a correre, che sia un ottimo compagno della tua famiglia, che sia un buon cane per giocare per i tuoi figli, se vuoi un cane per andare a fare l'agility, se vuoi un cane per vivere la normalità e il quotidiano,
non aver paura della leggenda metropolitana che c'è intorno a Rhodesian Ridgeback, perché non rientra in quei cani che sono e possono diventare estremamente problematici. Detto questo, il cane problematico lo puoi trovare ovunque, anche il trovatello al canile, ma viva il cielo, dato che vi sono allevatori, mi auguro ci siano anche in Italia, di Rhodesian Ridgeback, chi ha a cuore la selezione di questo cane e cerca di perseguire la selezione di questo cane, credo abbia tolto tutto il percorso precedente del Rhodesian Ridgeback, che però, a differenza del fila brasileiro, che andava proprio a caccia degli schiavi che scappavano, e lo racconto in un video da qualche parte, mi sembra 2 video fa, il Rhodesian Ridgeback era più un deterrente per quell'epoca contro le persone che lavoravano per la De Beers, per il signor Rhodes. In realtà era più un deterrente per gli esseri umani, che funzionava, che non un vero e proprio nemico. Era una difesa efficace per allontanare i leoni. Allontanare i leoni, perché poi ci combatteva e moriva, cioè non è che vinceva contro il leone, non è che ha menato a Simba, insomma. Detto questo, spero di essere stato esaustivo. Oggi mi tocca il centro commerciale. Se al prossimo video non mi vedete, sapete dove sono andato, al centro commerciale con mia moglie e i miei figli. Se tra una settimana non esce un altro video, vendicatemi. Ciao, buon cane a tutti.